bentornati al Palalupe, la Lama San Martino di Luperi contro la Molisana Magnoli a Campobasso. Però subito tanta intensità soprattutto in difesa, e qui da lì in difesa in questo periodo di stop qui si butta dentro invece Quiñonez. San Martino ancora col palleggio vivo di Dalì che trova dentro Piccol. Formazioni comunque che arrivano da un buon periodo di forma. Ottimo campionato, è il secondo miglior attacco del campionato. La formazione ospite con l'1 contro 1 fino in fondo, e con l'aiuto degli arbitri non sono della stessa opinione, ancora ad attaccare dall'altra parte lo step back di Dalì. Qui ribaltamento di lato di Trimboli, dentro la palla per la posizione presa molto bene. San Martino spinge la transizione dall'altra parte, il pick and roll appunto in transizione, il floater in corsa, ma buona conclusione. Qui ancora Madera a ricevere palla contro Dalì, ha un vantaggio fisico, lo sfrutta dentro la palla intanto per Robinson che va in 1 contro 1, prende il semigancio sinistro lì a cercare una palla dentro per Kunai che ribalta al lato. L'abbiamo già vista un paio di volte questa azione, quando molto di questi tiri può spingere la transizione Madera. San Martino di Luperi, San Martino già in bonus. Qui l'uscita intanto di Del Pero, di possesso nuovo in attacco con nuovi 14 secondi. Subito però Morrison, l'1 contro 1 di Gigli che ha centimetri, si gira bene. Poi ci sono Del Pero, Robinson e Gigli. Qui il taglio fatto molto bene, 5 secondi da giocare. Caceri dovrà forzare, anzi no, riesce a trovare Kunai in lunetta che può spingere dall'altra parte con la palla per Del Pero. Il side step da parte di Del Pero per la tripla qui ha forte pressione appunto di Del Pero. La palla per Scalia che poi switcha un po', arriva la palla nel mezzo angolo per Kunai di Quiñonez che va dentro da Kunai, ancora fuori nell'angolo la palla per Kaceric, un po' di flow in attacco offensivo da parte di San Martino. Qui la palla dentro per Bicol dopo il time out. Trimboli, ancora il blocco per Madera, rientrata anche lei in campo. La ricezione Campobasso che ricevono palla e sanno bene cosa farne. Qui sa bene cosa fare Robinson, da lì a spingere, consegnato per Zivianovic, anche lei appena rientrata in campo fino in fondo. Zivianovic, il cambio difensivo, Kunai contro Zivianovic, buona la difesa di Zivianovic, forse infrazione di passi. Il rimbalzo offensivo di Kunai, altro canestro, 4 secondi da giocare, lancio lungo per Simon che allo scadere del quarto, rimbalzo lungo controllato da Dalì che può andare sul lato opposto per Simon, appostata sull'arco a tutto campo. Qui Quiñonez, scusate, a buttarsi dentro fino in fondo, un possesso pieno di vantaggio per Campobasso. Qui Dalì batte in 1 contro 1, formazione oro nera, ancora Dalì fino in fondo, altro appoggio di tabellone per Kunai che avrebbe lo spazio per tirare, non se ne ravvede, preferisce andare in angolo da Morrison. Si rivada Dalì ancora una volta che gira tutto attorno all'area, fuori di nuovo per un tiro liberissimo che le era capitato in mano nel terzo quarto. Qui il recupero da parte di San Martino, può lanciarsi in contropiede Simon col palleggio vivo, palla in guardia per il tiro da 3 punti. 3 minuti e mezzo di gioco per San Martino, dentro la palla per Kunai che si muove, blocchi per la penetrazione, lo scarico da 3 punti, il tiro di Giacchetti da 3 punti che adesso switcha a uomo sul passaggio dentro, palla per Kunai da parte di Dalì, 4 secondi, 3 secondi, bellissimo, arriva nelle mani di Dalì, si vuole tornare dentro da Bicol che si prende un altro tiro per Dalì, 5 secondi da giocare, dovrà forzare Dalì da 3 punti, il blocco di Kunai, l'1 contro 1 di Morrison fino in fondo, arriva il blocco di Robinson, ancora Del Pero a prendersi palleggia, resto e tiro, Dalì ricevere palla, palleggia, resto e tiro dalla lunetta, 1 su 9 per lei. Dall'altra parte invece fino in fondo, l'1 contro 1 contro Dalì, lo scarico per Madera che ha lo spazio di Zivianovic, arriva il blocco di Bicol, Zivianovic a giocare l'1 contro 1, lo scarico bellissimo all'ultimo per Dalì, per Quiñonez, l'1 contro 1 di Quiñonez, questa volta difende, una lunghezza di vantaggio a 55 secondi dalla fine per Campobasso. Dalì col palleggio vivo, ancora l'1 contro 1 per Dalì che scucchiaia, 7 secondi da giocare, dentro la palla per
Cunei che perde il pallone, recupera San Martino di Lupari, non riescono a fare fallo le giocatrici della Magnolia, allora vince San Martino di Lupari